Veniamo stanno originario. Dona concordia alle vostre famiglie, vi benedica, vi protegga, vi accompagni oggi e sempre, Dio Onnipotente, con la sua benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Allora a tutti... Ci siamo, i cavalieri stanno partendo per andare a recuperare le ultime manze che sono ancora sparse qui sulla piana di Marcesina e poi si parte per la grande transumanza, quella che fra 3 giorni permetterà a queste vacche dopo 90 km di cammino di arrivare a Bressanvido. Uno spettacolo, ogni rito è stato fatto, i campanacci e stamattina la benedizione del parroco con l'inevitabile commozione di Marino ovviamente. Dopo 2 ore di cammino le vacche stanno per arrivare a Foza, dove si appresteranno a ricevere la prima delle grandi accoglienze tributate alla Mandria e ai 150 volontari. Le tappe successive saranno a Gaglio per la grande festa e poi a Asiago.